Ancora uno sforzo si chiede al Peperino La Rustica, adesso che siamo alla 19ª giornata, 35 punti per loro, la corsa playoff è al culmine, la Lazio soltanto 4 punti sopra, davanti a loro c'è però la Golbet, 24 punti per loro, 7ª posizione, metà classifica, tutto ancora da decidere a 3 gare dalla fine. Andiamo velocemente a leggere le formazioni dei organici in campo. Eccoci qui, la Golbet ovviamente non ha bisogno di presentazioni, maglia blu cerchiata azzurra per l'occasione con Massari numero 8, Carboni 19, Coco 11, 24 De Marco, Galassi 10, Garofolo 3, 20 Morezzi, 9 Roversi, 6 Sterbini, in porta Tarini, Treccario 22, Stufa 16 e Sterbini con il 6, Peperino La Rustica in maglia nera per loro. Ampia scelta di convocati per mister D'Amora. Marco Longi con il 2, Ascione con l'11, 9 Baroni, capitano Campanella, con la Santi con l'8, Coturri vicecapitano 14 D'Astolfo con il 6, Fe 5 senza numero Giandonato, Marchetti con il 3, Muratore con il 7, Perelli numero 0, Rossi con il 10, Travaglini numero 22. Siamo finalmente pronti forse a cominciare. Direttore di gara che va a salutare le rispettive panchine. Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta, siamo pronti a partire e il Peperino La Rustica è in possesso del primo pallone della gara qui sotto di noi. Piuttosto alti i ragazzi della Golbet, vedete che aggrediscono fino alla metà campo avversario già alla prima azione della gara. Alongi in avanti, movimento molto buono, poi chiuso l'ennesimo tentativo di dribbling con la Santi. Alongi, Fe, in avanti, tocco a fil di rimessa laterale, rimessa infine assegnata allo stesso Peperino La Rustica. Movimento a liberarsi lì sulla sinistra, alla fine il raddoppio efficace portato a termine da Filangeri. Movimento ad uscire, un po' di difficoltà alla Golbet, vediamo se ce la fa in questo frangente, il rimpallo favorisce la squadra in maglia azzurra, invece no, perché la rimessa è affidata allo stesso Peperino che adesso si porta in massa nell'area avversaria, tocco all'indietro, vediamo se riesce a farsi servire al numero 10, no, infatti la conclusione invece dalla distanza, colpisce in faccia, ci sembra Sterbini, ed eccoci ripartiti con Colasanti, tocco da fuori, viene toccato, forse era direttamente rimesso dal fondo l'intervento di Alessio Darini, comunque il primo della sua gara. Pallone toccato sull'esterno, bella la conclusione, no, sembrava migliore il coordinamento del giocatore visto un momento prima di colpire, il pallone poi è terminato ampiamente a largo della porta difesa da Tarini, palla lunga, spizzata il minimo, Travaglini, Fe, Alongi, giro palla tranquillo per il Peperino che non ha paura sotto dal punto di vista della classifica. Il quarto posto da quel punto di vista è al sicuro, ma la Lazio non è lontana, si può provare un ultimo assalto ai biancazzurri. Ovviamente non è concesso perdere punti neanche in una gara come questa contro un organico storico per la Lega. Alongi, a Massari, rimpallo così così,
pallone che sfila in rimessa laterale. Lungo il tocco, con la testa, prolungato. Deve uscire a questo punto la Golbet perché sta soffrendo, non riesce a tenere un pallone. Vediamo il lancio in avanti con il tacco, Lezioso diventa quasi un assist per Colasanti, invece la gestisce bene ed imposta la ripartenza Filangeri. Bravo Flavio, bravo Francesco. Pallone toccato sull'esterno, poi il sinistro spedisce il pallone in direzione della Pontina. Bravo. Bravo. Solo. Giù con il petto, ma male al momento del controllo il giocatore del Peperino, e allora il Golbet questa volta in avanti, tocco scodellato in direzione di nessuno, può uscire la squadra in maglia nera che ha abbassato il baricentro negli ultimi secondi per la prima volta nella gara. Pallone ricevuto ed impostato di nuovo per la Golbet. Movimento a rientrare, attenzione perché c'è spazio, il pallone quasi arriva, Fe allontana, riconquista di nuovo la Golbet. Stai, Gola, non ci andà. Bravo. Qui sotto di noi per Stufa. Attenzione, il pallone passa, c'è anche possibilità di calciare, viene chiuso al momento di cercare l'appoggio necessario Morizzi. Pallone all'indietro, è deviato sotto porta, la prima vera occasione della gara forse è questa qui con Mauro Morizzi che andava a toccare il tiro sporco del compagno, palla alta. Colasanti buttato giù, c'è fallo. Giusto, vieni. Alzatevi. Senza pericolo il pallone lanciato in avanti dal Peperino. Vieni Francesco. Filangeri Bravo. ad impostare il numero 14, cerca spazio per i compagni, non ne trova, lancia alla fine in verticale in direzione di Ammassari che è chiuso, e allora di nuovo in avanti il Peperino, bravi ad annullare il numero 8 pericolosissimo della Golbet. Qui uno scatto forse di troppo, il pallone sembrava uscito, no, regolare in campo. Ancora in cerca di spazio la Golbet, lancio lontanissimo, vediamo Ammassari se la tiene giù, in qualche maniera ce la fa, poi rientra sul sinistro, aspetta il movimento, il cambio di gioco non è male ma non riesce a tenerlo giù il compagno dall'altra parte del campo. Allora Peperino che adesso vuole cercare lo spazio che gli sta mancando in questi ultimi secondi, siamo al 7° minuto di gioco. Pallone al centro, bello il controllo, bello anche il tiro centrale, però tutto giusto per Colasanti che però al momento di concludere cerca la via più semplice calciando in faccia a Tarini. Fe, attenzione perché nessuno si muove, Fe trova anche lo spazio per calciare, il pallone però è alto. Paio di dormite dalla difesa della Golbet che adesso rischia di nuovo tantissimo, attenzione perché è alto lì a marcare il numero 10 in maglia nera. Nel frattempo viene assegnato un fallo in attacco per i giocatori della Golbet. Morizzi, sale Morizzi in mezzo a 3, tocca per il compagno, il pallone spizza troppo profondo dove non c'è nessuno a raccoglierlo. Aspettano un movimento i ragazzi del Peperino La Rustica, non lo trovano, alla fine cercano la soluzione più complessa andando in avanti ad appoggiarsi a Rossi, chiuso, e in avanti ci va la Golbet. Attenzione,
chiuso davanti a sé, ha trovato una muraglia di uomini neri il giocatore numero 14, il sinistro di Massari. Nel frattempo non preoccupa Travaglini, palla alta, si riparte dal numero 22 in porta per il Peperino. Buono il controllo, lezioso il tocco per Colasanti, che riesce comunque a levare le castagne dal fuoco e a servire, o almeno provare a servire in velocità a Scione. Si è visto poco, il numero 11, una delle armi in più di mister Damora. Solo! Muoviti Daniel, non gli Chiamato uno schema per Fe, il pallone invece è tirato sulla schiena di un giocatore della Golbet, che adesso si porta in avanti, chiama anche lo schema. Attenzione perché c'è Morizzi, visto Morizzi, vediamo il movimento al centro, il tocco così, non c'è carica, il gol è regolare, ha perso palla Travaglini che si dispera all'1-0 della Golbet al 10° minuto, il vantaggio della squadra blu cerchiata. Dai Filippo, tranquillo, tranquillo. Gol di Roversi, non avevamo visto bene, si è trovato lì nel momento in cui Travaglini in qualche maniera ha smanacciato addosso a lui. Il gol dell'1-0 che sblocca questa gara dopo 10 minuti. Gara piuttosto divertente, alla pari sicuramente. C'è una differenza di classifica forse esagerata tra le due squadre. La Golbet, come sapete, è stata ridimensionata a livello di risultati quest'anno dopo un filotto di stagioni da protagonista. Quest'anno la vetta è contesa tra Roma e Cotton. Attenzione perché la Golbet riconquista palla e lancia Morizzi. Vediamo Morizzi se rientra, c'è forse un fallo, vediamo se viene assegnato. Si arriva, sembra il calcio di rigore e forse anche il cartellino giallo. Il fallo se l'è preso con successo Mauro Morizzi. Cartellino giallo confermato allora nei confronti del povero Alongi che si dispera. Più classico dei contrasti a centro area, con Morizzi che ha tentato la finta, ha cercato il varco per lanciarsi in porta ed è andato a sbattere sul numero 2, che ovviamente aveva poco da fare, ma il fallo inevitabile, fischiato come ogni volta in queste situazioni. Allora ci va Morizzi sul pallone, viene chiamato a dare il meglio dalla panchina Filippo Travaglini, vediamo se ci riesce. Per il 2-0 Morizzi lo spiazza, bellissimo tiro sotto il 7 per il 2-0 della Golbet, 12° minuto. E adesso si fa difficile per il Peperino, che era partito bene, era partito determinato, è sotto di 2 gol. Risultato che, ripetiamolo, non inficia più di tanto la classifica in vista dei playoff di fine stagione, ma che di fatti consegnerà una posizione ai giocatori della Lazio, nonché questo cambi il finale di stagione che attende il Peperino La Rustica. Non portare Luca. Eccoci qui ancora con la Golbet in avanti, o almeno a cercare di lanciarsi avanti. Adesso in fiducia la squadra in maglia azzurra, il pallone lunghissimo verso Roversi che non poteva saltare 2 metri dal suolo, allora rimessa affidata a Travaglini. Siamo a metà del primo tempo di gioco, il punteggio di 2-0 per la Golbet, che in questo momento è in fiducia, almeno in campo. Il Peperino sembra cedere metri, non sembrare particolarmente intenzionato a dare il frutto, come si dice in queste situazioni. Infatti perso un altro pallone Roversi, forse con un intervento un po' pericoloso, non secondo il direttore di gara, male Morizzi al momento di calciare. Time out chiamato in questo momento sotto di noi da parte del Peperino.